È partita con lo sfratto della sede di Saccolongo. Dall'inizio di questa pandemia noi ci siamo trovati in una situazione surreale, tutte le attività chiuse, zero clienti, zero entrate. I proprietari degli immobili però continuano a pagare le tasse, pagano l'IMU e si trovano a non percepire niente da noi titolari delle attività fitness. Dopo mesi di chiusure, lo sfratto nello stabile che ospita una delle 4 palestre di cui è titolare tra Padova e provincia. Dal territorio l'ennesimo SOS per un mondo, quello del fitness, della salute e del benessere, cui fanno capo alla FISB un centinaio di strutture e migliaia di dipendenti. Io sono titolare di un'azienda che ha 34 anni di vita e che adesso si vede minata, e non per causa mia, è per causa di chi non ci sta in questo momento qui supportando. Siamo abbandonati e questo ci dà un senso di frustrazione infinito, perché tutto quello che noi potevamo fare l'abbiamo fatto, lo stiamo continuando a fare, lo stiamo facendo. Stiamo chiedendo aiuto dal governo centrale, che deve intervenire con delle misure straordinarie. Ci sono diverse strutture che hanno già chiuso, diverse strutture che hanno dovuto iniziare a vendere le proprie attrezzature per far fronte alle spese che andavano avanti, e questo significa aver chiuso. Mentre Stato e Regioni si confrontano sulle linee guida per permettere le riaperture, si ragiona sulle problematiche inedite che si dovranno fronteggiare. La mortalità di frequenza, diciamo così, è di oltre il 50%. Provate a immaginare, noi adesso ci troveremo di fronte a una start-up pura. Dopo anni di lavoro, di sacrificio, di relazioni con le persone, ci troviamo di fronte al fatto di dover ricominciare quasi da zero.